Buonasera, siamo qui con Tiziana Palazzo, che è un'ipnologa neuroscientifica riconosciuta dalla prestigiosa IHK International e dalla AHK, sono due associazioni americane di ipnologia. È una Master Practitioner in PNL, autrice e Master Trainer internazionale. Oltre che CEO e founder della Top Project Life Business Consulting e direttrice della multidisciplinare piattaforma, se non sbaglio, Overable, giusto? Non sbagli, Perfetto. non sbagli, l'hai detta anche quasi bene. Quasi bene. Buonasera a tutti, grazie di essere qui, sono molto grata di essere qui in questo posto e poter promuovere il mio libro, di cui potrete trovare copia per chi fosse interessato all'acquisto anche qui presso questo meraviglioso caffè letterario. Allora, innanzitutto, perché hai scritto questo libro? Allora, questo libro, grazie per la domanda, eccellente. Allora, perché ho scritto questo libro? Questo libro è scritto perché possa essere uno strumento di crescita e di sviluppo per ognuno di noi, per aiutare le persone a comprendere anche le radici del proprio dolore, per superarlo e affrontarlo in modo determinante e in modo autonomo. Ok. Seconda domanda. Come si legge questo libro? Cioè, deve essere letto come un libro normale, cioè me lo leggo come tipo un romanzo e tutto il resto, o è un libro che mi dà qualcosa di più? Tu come l'hai letto, Alberto Palladini? Io l'ho letto in tante forme, però essenzialmente c'ha la parte narrativa e poi c'ha la parte di esercizio, di coso, per aiutarsi a migliorare le proprie credenze. Allora, è proprio questo, in realtà questo non è il solito libro di narrativa o di poesia dove magari uno legge e lascia che questa cosa lasci traccia, ispiri, e quindi limitandosi a qualche vago ricordo dopo aver chiuso il libro. Questo è anche in parte un manuale pratico, pragmatico, che ti permette proprio attraverso degli step di ottenere dei risultati all'interno della tua stessa vita, all'interno della connessione col tuo bambino interiore, attraverso la consapevolezza amplificata di angoli della propria anima che magari fino a quel momento non si era riusciti ancora a scoprire, ecco, nel dettaglio.